Ti ho portato i dolcetti che faceva mia moglie. Ah, del ricevimento. Mia moglie era una persona Perché lei faceva le cose a mano. tutto a mano. Ah. Mia moglie da bambino la picchiavano a mano, addirittura lei era una donna bellissima. Tutto a mano. La famiglia facevano tutte le cose a mano. Dai. Sì, il sua moglie- babbo proprio dice che ha iniziato a fare l'amore a mano. Fino in fondo. Dai. Dai. Ci sono delle cose che noi, proprio i valori di una volta, i valori, che è una cosa bellissima. Ma guardi, lei faceva, ad esempio, faceva tutti questi i prodotti in casa, i pomodori A mano. a mano, Sì. facevano i pomodori, Sì. Che cosa ha portato qua? Vediamo un i po'. prodotti di mia moglie. Vediamo un po' cosa ha portato. Guardi, in fondo alla bisaccia, guardi, faceva il mirto. Mirto. E li abbiamo proprio confezionati, il mirto della morta, guarda. Guardate che bella confezione. Possiamo abbassare un po' anche le luci poco poco. Guardate. Eccola qua, guardate che bella. Molto bello, è il mirto della Li morte. potete trovare via internet. Bello. Ne ha portato altri? Cos'è Sì, ho questo? portato, guardi, il fungo. Ah, il fungo. C'è il fungo. Eccolo Fungo qua. qua. Eccolo qua. Il fungo della defunta. Guardate che bello. Molto bello, eh. Poi Ne ha qualcos'altro? c'è la passata. La passata. Vediamo un po'. Aspetta che io non so dove... Come si chiama però? La passata della trapassata. Io lo metto qua, tanto è tutto per... Tutto per me tanto, rimane tutto lì, metta anche la passata dentro. C'ha qualcos'altro? C'è, guardi, Ecco, c'è il salmone della salma. il salmone della salma, ce l'abbiamo? Arriva? C'è? Se lo saranno mangiati. Non lo so, comunque noi ce l'abbiamo qua in mano, eh. Eccolo qua, il salmone della salma c'è? Vabbè, non fa niente, via. E poi gli ho portato la mortadella della morta, abbiamo fatto. La mortadella della morta. Della morta, sì. Va bene. Ma me l'hanno fregata i tecnici questa. Allora, arrivano? No? Va bene, dai, e questo che cos'è? Mandiamo un po' di luce, almeno si vede qua. Ecco qua. Questa qui è la bomboniera. Guardate che bella bomboniera. Bella questa bomboniera proprio. Ecco. Doppio clic e vai, no? Ok. Non ci va. Allora, guardate questa bella bomboniera. Piena di dolci fatti dalla buonanima. Che belli, guardate, eh. Grazie. Le metta tutto qui dentro. Mettiamo tutto lì dentro, vai. Ah, che bella questa cosa. Molto bello. Complimenti davvero. La parrucca della morta quasi. Va bene, possiamo... Se si vuole fare la parrucchino, la barba. No, io la ringrazio tanto. Urgu, comunque sia, lei è diventato ormai un uomo di spettacolo ed è difficilissimo conciliare, diciamo, la vita da artista con la vita del pastore, perché lei, non dimentichiamoci, nasce pastore. Io nasco pastore e morirò pastore. Vabbè, però come fa oggi a conciliare questa cosa? Mi porto le pecorelle e faccio spettacolo con le pecorelle direttamente. No, questo non è possibile. E come non è possibile? E che cosa fa con le pecore sul palco? E loro ballano e fanno prodotti. Non è possibile. Immediatamente, dal vivo. Dai. Ci vogliono i palchi sterilizzati, queste cose. E quindi oggi non le ha potute portare? Non le potete portare. Ah. E c'hanno una produzione bellissima, dovuto tutto dal montone. Bello! Senta, è il montone che è lì il segreto. Il montone l'ho scelto io in internet. Ah, davvero? Perché lei viaggia, cioè in internet, lei No, io per naviga. viaggiare c'ho la macchina. No, nel senso, lei naviga? Sì, in internet. Ma se lei sa accendere il computer? Sì, perché non lo devo sapere? No, me lo dica, perché non è Cavolate, c'è scritto dietro. è in inglese. C'è scritto on, che vuol dire on cominciato. Poi quando devi chiudere c'è scritto off, ho finito. È chiaro. C'è scritto in tono chiaro e tondo. Io pensavo fosse in inglese, invece no, è proprio una cosa nostra. Ma le parole in inglese in sardo ne conosci? Ce ne sono alcune, no? Inglese in sardo no. No. Cosa? In inglese quando devono dire vai dentro dicono come in through, in sardo è come in intro. È vero. Ma lei queste cose... Saltare, sì. In inglese si dice jump. Jump. E in sardo è jumpami sul luogo.
Vedi, come le trova queste cose qua? Senta, ma torniamo Leggendo in internet. in internet, quindi lei naviga. Per esempio lungo, in inglese è long, in sardo è longo longo. Senta, quindi lei entra in internet, digita Yahoo, va su Google, Yahoo e digito. nella stringa. Cosa Cercasi montone per pecorelle vergini. Vuoi capire chissà quanti link? Erano tutte a lingua fuori. Ce n'erano una bellezza. E l'ho ordinato dalla Cina. Il montone? Il montone. No. Perché sono apparse le immagini, Sì, e io ho digitato tutto un download all'altro, fatto tutto quanto, immediatamente. ed è arrivato. Il montone dalla Cina. Il primo montone era guasto, Come guarda? era un montone rovesciato. Come rovescio? Ma lo sa che era gay? Ma come gay? Un montone gay! Ma no, è o è montone o è gay? E se le dico che era gay se n'è andato col montone del vicino di casa. Ma no. Tutti e due se ne sono andati pascolando, scodinzolando. E allora era gay anche quello. Anche l'altro era gay. Ma che schifo, cioè voglio dire. Due montoni Non gay. producevamo pecore, né io né lui, né agnelli né niente, perché avevamo i motori guasto. Ho capito, ma vabbè, lei è anche un bell'uomo. Sì, denaro. E il fatto sta che gli ho dovuto comprare una pecorella gonfiabile. L'ha tutta buccata, dopo 3 giorni era sgonfia. No. Davvero. E quindi insomma questo montone comunque ha aumentato la Ha produzione. aumentato la produzione, altro che mozzarella blu. Certo, e quindi cosa producono queste pecorelle? Beh, ad esempio ci sono quelle nere, Sì, ce ne sono nere, ce ne sono bianche. e la pecora nera c'è sempre però. La pecora nera, ma lo sa che produce un affumicato che è una meraviglia. Chiaro, È sì. incredibile. Sì. Queste mozzarelline che fanno è una cosa troppo bella. Bello. Senta, comunque sia, come si chiama questo montone? Checco. Checco, perché? L'altra era checca, quindi Ecco, ed è comunque giocoso, molto produttivo. sì, molto. gioca sempre. Sì. Gioca a luna monta. A luna monta. A luna monta, alle 2 monta alle 3, alle 4, sempre montando. Ecco, ho capito. Comunque lei possiamo dire una cosa, che lei è veramente il sardo di tutti i sardi. Cioè perché lei è sardo. Sono sardo. Lei è sardo. Sardo. Però non ce l'ha ancora dimostrato, per cui ce lo dimostri.